Sale nuove di zecca, ma già personalizzate, con disegni, piccoli manufatti di terracotta e poi colori, pennelli, fotografie e girasoli ritratti ovunque che rendono il senso di vitalità che si respira al centro diurno di salute mentale di Vittorio Veneto. Inaugurato nella centralissima piazza Medaglie d'Oro, alla presenza delle autorità amministrative locali, il centro La Bussola si è insediato nella nuova struttura. Una cucina, una sala ricreativa, una palestra e un'aula computer, dove gli ospiti con patologie psichiatriche sono assistiti tutti i giorni della settimana. Qui si fanno creazione di oggetti, gruppi, psicoterapia di gruppo, incontri con i familiari, incontri individuali, si progetta anche con loro, assieme con i pazienti e assieme naturalmente al personale dell'ULSS numero 7, perché così i percorsi riabilitativi che queste persone devono svolgere, attività che devono svolgere nel loro percorso. Il percorso, dicevo, questo servizio è un servizio nell'ambito di un appalto di tutti i servizi per la salute mentale, i servizi territoriali che vengono svolti in tutto il territorio dell'ULSS numero 7. Qui circa 18 ospiti, seguiti attraverso percorsi individualizzati, svolgono attività progettuali, riabilitative e rivolte all'inserimento nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro. I 5 operatori della cooperativa Insieme si può, che lo gestisce, lavorano in stretta sinergia con gli operatori del distretto nord del Centro Salute Mentale di Vittorio Veneto. L'inaugurazione è stata anche occasione per far conoscere l'attiguo sportello Antenna Eurodesk, servizio gestito dalla cooperativa stessa e rivolto ai giovani per informarli e orientarli sui programmi e le opportunità che offre l'Unione Europea.